Dobrý večer všem. Mister, io volevo andare, buonasera, ho sentito il suo commento la mattina a Sky, volevo andare direttamente a domenica. Le faccio una domanda, non le sembra esagerato questo cinema che stanno facendo da Milano tutti i giorni su Tradimento, Lukaku e tutto il resto? Quindi volevo un commento da lei, visto che abbiamo vinto prima della partita, insomma è andato giù abbastanza pesante, grazie. Já bych se chtěl zeptat, jak vnímáte přípravu na nedělní zápas s Interem. Tam se chystá veliká věc na Lukáka pro jeho jakousi zradu domácího týmu. Jak vy to vnímáte? Guarda, io parlo solo di noi. E parlare di noi è dire che andiamo a Milano a giocare una partita contro la squadra più forte d'Italia. Non lo so se il mio amico Max o Rudy o Pioli, se qualcuno pensa diverso da me, però la mia opinione è che l'Inter è molto più forte di tutte le altre squadre e noi andiamo là a giocare una partita contro questa squadra e questo ha già un livello di difficoltà altissima che noi non possiamo andare a pensare a fare un'altra cosa. Al di là di questo, loro hanno giocato martedì, hanno due squadre, noi abbiamo giocato oggi, abbiamo solo una piccola squadra con tutti i problemi che abbiamo noi. E niente, noi andiamo là a giocare e basta. E cercheremo di fare il meglio e cercheremo di lottare per un risultato e dopo niente. Já budu mluvit jenom o nás. My tam jdeme hrát, je to nejsilnější tým Itálie v současné době, podle mě tedy. Nevím, co si myslí takový Max nebo Rudy nebo někdo jiný. Já prostě si myslím, že Inter je teď nejsilnější ze všech a pro nás to bude složitý zápas, takže my určitě nebudeme myslet na nic jiného a budeme se zabývat jenom námi a případně našimi problémy. Budeme hrát a basta a budeme hrát, doufám, co nejlépe. Qui prima fila, grazie. Buonasera mister. Volevo chiedere il riassunto della partita e poi una cosa. L'anno scorso la squadra perdeva quasi sempre le partite quando lei non c'era sul campo, invece quest'anno sembra un po' fortunato. E a Milano mi sembra che arriva la stessa cosa, magari un po' di fortuna. No, non sono scaramantico. Penso sempre che la squadra è più forte quando siamo tutti allenatori, tutti i giocatori e quando noi siamo più forti. Purtroppo questa stagione non mi ricordo di una unica partita con tutti noi. Non ricordo una partita con Dybala, Hernandez, Smalling, Pellegrini, Mourinho, Fotti, Santos, non ricordo una unica partita dove siamo stati tutti, per la verità è che quando siamo tutti è quando noi siamo più forti. Quando non c'è uno di questi giocatori siamo già in difficoltà. Quando non c'è l'allenatore, il lavoro che noi facciamo insieme da 2 anni e mezzo, lavorando tanto tempo insieme, i primi a arrivare a Trigoria, gli ultimi a uscire di Trigoria, qualche volta non usciamo perché anche qualche volta dormiamo là. Questo fa crescere tutti insieme e quando io non sono in panchina sono assolutamente fiducioso dei ragazzi che stanno in panchina, però scaramantico no. Per qualcuno idiota che pensa che io sono felice di non andare in panchina è veramente un grandissimo idiota, perché la cosa che piace di più a un giocatore è stare in campo, la cosa che piace di più a un allenatore è di stare in panchina.
Minulý rok jste nebyl příliš šťastný, neměl jste příliš štěstí. Už po několikáté nebudete sedět na lavičce v neděli. Nejste pověrčivý? Nejsem. Já si myslím, že náš tým bude nejsilnější, když budeme všichni přítomni, jak hráči, tak trenér. A já si vlastně vůbec nepamatuju, když jsme naposledy byli všichni spolu a byli jsme tam opravdu všichni, včetně například Dybaly, Smallinga nebo Pellegriniho. A my, když jsme všichni, tak jsme silní. A když tam není nějaký hráč, tak je to těžké. Když tam není trenér, tak prostě musí důvěřovat tomu, co se děje na lavičce. My jsme v Trigorii, v tréninkovém centru od rána do večera, někdy tam i spíme a ta naše práce prostě potom je někde i vidět, takže já, když tam nejsem, tak plně důvěřuju tomu, kdo tam je místo mě. A ten, kdo si myslí, že nebudu hrát, že nebudu trénovat Inter, nebudu trénovat Řím při zápase s Interem, tak je to prostě idiot, protože já samozřejmě s nimi pracuji a každý z nás chce být vždycky přítomen na hřišti a rozhodně nechce na zápas koukat ze sedačky. Per ragioni di cortesia e di ospitalità posso chiedere di verificare se c'è qualche collega che segue lo slide che vuole fare domande al mister? Někdo z českých novinářů by chtěl položit otázku panu Mourinhovi? Dobrý večer, trenére. Chtěl bych se zeptat, jak jste vnímal výkon Slavie, jestli vás něčím překvapila, třeba i pro vás příjemně, tím, že nebyla až tak aktivní, jak by se sama přála, a jestli vás třeba hřeje, že její trenér o vás mluvil hodně pozitivně a že se hodně považuje to setkání s vámi, tak jak je to pro vás, když kolega k vám takhle slyší. Děkuji. Come valuta la prestazione dello Slavia e la sorpresa in qualche maniera? È stato sorpreso anche della poca attività che ha dimostrato e come è stato l'incontro con il signor Trpišovský? No, con il mister un minuto a salutarlo, dopo la partita a ringraziarlo delle sue parole nel mio confronto nella conferenza stampa, è stato molto simpatico. Non è facile arrivare a una partita così, dopo un minuto essere 1-0 dietro, non è facile. Noi abbiamo segnato, dopo la partita diventa molto più difficile per loro, però come ho detto io ai giocatori, se tu lasci giocare loro giocano molto bene, con grande movimento, con grande dinamica. Il primo tempo noi con energia e con intensità abbiamo pressato molto bene, abbiamo pressato anche alto, abbiamo recuperato palle alte. Nel secondo tempo meno energia, meno intensità, abbiamo passato linee, di loro senza creare tantissime opportunità, mi ricordo solo di una grande opportunità, però giocano tanto. E per me è un buon messaggio, questo secondo tempo è un buon messaggio per i miei giocatori, perché quando giochiamo in Praga sicuramente troveremo questa squadra del secondo tempo, che sarà una partita difficile per noi. My jsme se s panem Trpišovským pozdravili jenom minutu, vlastně jsem mu poděkoval za to, co o mě řekl na tiskovce. Určitě to pro Slavii nebylo jednoduché, když po první minutě inkasovala, tak se nikomu nehraje dobře. A vlastně, když je necháte, tak oni budou hrát. Takže je důležité mít dobrou dynamiku. My jsme hráli s velkou energií. A musím říct, že ta u nás v druhém poločase klesla, byla tam menší energie, menší intenzita, byly tam nějaké příležitosti, ale nic zásadního. Na druhou stranu si myslím, že Slavia z druhého poločasu byla velice dobrá a je to skvělá zpráva pro naše hráče, protože to bude v Praze dobrý a zajímavý zápas. Se non ci sono altre domande i colleghi della Repubblica Ceca, c'era Fasano, mi scuso con i colleghi italiani, non riusciamo a accontentare tutti questa sera. Prego. Buonasera mister. Ciao. Se era soddisfatto del lavoro del centrocampo, soprattutto nel primo tempo è sembrato veramente forte assieme a Bove, veramente che ha condotto un po' i giochi. E in particolar modo se mi poteva dare un giudizio su Aguar
che se ha completato o sta completando quel percorso di avvicinamento al lavoro del gruppo. Poi magari se ci può dire anche per domenica se potete lavorare qualcuno. Grazie. Já bych se tě chtěl zeptat na zálohu, hlavně v prvním poločase a také na Aouara, na tom, jak se zapracoval do týmu. Le caratteristiche di Aouar non la possiamo cambiare. Lui è questo giocatore, però cammina velocemente nella direzione di quello che la squadra ha bisogno di lui. Noi siamo una squadra che tutti i giocatori hanno una partecipazione importante nel pressing. Il pressing sia più alto sia più basso è parte importante del nostro gioco. Lui non è un giocatore di grande intensità, è un giocatore che è stato sempre solo un creatore, in questo momento si sta trasformando. E ovviamente è importante per noi, principalmente senza Lorenzo, senza Paolo, è un giocatore importante per noi. Il primo tempo penso che è una questione di intensità che abbiamo messo nel pressing, non solo i 3 giocatori di centrocampo, però anche la gente davanti, Romero, Stefan. Secondo tempo si vedeva perfettamente, io volevo cambiare, però guardava di là, in un momento guardava di là, i 5 giocatori che erano in riscaldamento, il più grande aveva 19 anni, era Costa che non ha giocato ancora con noi, Cherubini che solo oggi ha giocato, Alessio che ha giocato una volta, Visil che ha giocato una volta, e Pagano che è quello che già sta in uno stato di evoluzione. Non ho potuto fare di questi cambi, non abbiamo questo potenziale, abbiamo gestito la partita del modo che è stato possibile gestire. Aouar je takový, jakého ho znáte. Sice se rychle zapracoval, potřebujeme ale, aby dokázal vytvářet větší pressing. U něj to prostě ta intenzita nikdy nebude taková, ale on je spíš takový tvůrce. Pro nás je velice důležitý, zejména z důvodu, že chybí Lorenzo. V prvním poločase ta záloha byla docela dobrá, ale víte, byl tam také Romelu Lukaku, El Shaarawy a já jsem nemohl nic moc změnit, protože když jsem se potom podíval na střídačku a tam jsem viděl všech těch 5 hráčů, kterými bych to mohl nahradit, tak tam byl prostě Costa, Cherubini, velice mladí hráči, Pizzilli, ten hrál jednou, Pagano taky, takže vlastně já jsem neměl moc na výběr, ten potenciál prostě nebyl takový. Grazie. Ciao, ciao. Ciao, grazie. Ciao, ciao. Scusa? Che domenica? Questa?